È il Trevigiano una delle aree più colpite dall'ondata di maltempo che da giorni sta attraversando la Marca. Grandine e raffiche di vento hanno danneggiato pesantemente soprattutto i vigneti, ma anche seminativi e colture orticoli. Abbiamo avuto nella prima ondata di lunedì la zona un po' a sud di Treviso, parliamo di San Biagio di Callalta e qualcosa verso il Monte Bellunese e quella zona lì, poi la zona di Salgareda. Il giorno successivo la zona più importante che è stata colpita è quella, diciamo, tra Ormelle e Fontanelle, quindi parliamo della zona nord di San Polo di Piave. In alcuni casi i temporali si sono abbattuti più volte sugli stessi appezzamenti nel giro di poche ore, aggravando ulteriormente la situazione in una fase delicata della stagione produttiva. Confindifesa ha già avviato i primi sopralluoghi tecnici nelle aziende agricole colpite per verificare l'entità dei danni. Ci sono appunto delle zone molto colpite e poi basta una strada, un argine, l'autostrada per delimitare una zona dove invece il danno si riduce drasticamente, quindi ci sono degli epicentri e poi ci sono delle zone in cui la grandine sembra aver perso vigore e poi ritorna a colpire, quindi questo dà il classico problema a macchia di leopardo che non ci consente di dire in tutto quel comune la produzione è zero, ma in quel comune ci sono 10 aziende con produzione zero, altre 50 aziende con produzione 50 eccetera, quindi questa è una tipica, diciamo, formazione, no, legata a un danno a celle temporalesche molto intense ma fortunatamente spesso anche molto concentrate. Resta alta la tensione sull'evoluzione del meteo. Secondo le previsioni, infatti, il rischio di nuovi temporali intensi proseguirà anche nelle prossime ore.